bentrovati. Oggi ci organizziamo per fare un bel primo gustoso, simpatico che ho inventato in questo momento. Allora facciamo della pasta con polpettine e zucca. Vediamo questo connubio cosa esce fuori. Allora, che facciamo? Allora, nel frattempo io, visto i tempi televisivi, ho fatto cuocere in un pentolino, ho messo un po' di olio, della cipolla, 2 pomodorini e della zucca gialla. Ok? A favore, vediamo se si vedono. Ecco qua. Allora, praticamente questi ci servono poi per amalgamare queste polpette. Ho messo l'acqua della pasta perché sembra chissà che cosa di difficile, ma alla fine è semplicissimo. E allora che cosa andiamo a fare? Andiamo a prepararci le nostre polpettine. Prendiamo una padella, mettiamo dell'olio, ecco qua, perché sostanzialmente ci facciamo saltare le nostre polpette e procediamo a fare le polpette. Della carne mista, un uovo, del formaggio a vostro gusto e piacimento, come dico sempre. In questo caso ho messo del parmigiano, potete mettere del grana, del pecorino, quello che vi piace di più, e della mollica di pane. Amalgamiamo il tutto, un po' di prezzemolo e, se lo gradite, una grattatina d'aglio. Ok? E allora amalgamiamo l'impasto di queste polpettine e ci apprestiamo a fare le polpette delle dimensioni che più ci piacciono. Io li faccio piccoline. E nel frattempo che cosa ho fatto? Ecco qua, se vi rendete conto che è morbido, ci mettete un altro poco di pane e andiamo a lavorare. Mi raccomando la mollica, perché sostanzialmente con la mollica le polpette vengono più morbide. Invece con il pane grattugiato diciamo che si induriscono di più. Ovviamente ne metterete di meno pane grattugiato, però è sempre meglio utilizzare la mollica. E allora, l'impasto delle nostre polpette è pronto. Accendiamo questa padella. Allora, intanto io me la metto a fuoco basso. Questa la chiudiamo perché è già cotta. E aumentiamo intanto l'acqua. Ecco qua. Allora, facciamo rosolare un po' l'olio e facciamo le nostre polpettine. Possiamo metterci anche un altro poco di pane, però. Sì, ce lo mettiamo perché sono troppo morbide e non vorrei che nella cottura si sfaldano troppo. Ecco qua. Quelle li lasciamo, anche perché poi la fretta è sempre una cattiva consigliera. Ecco qua, va bene così, se no poi rischiamo di farle dure. Se volete potete metterci anche una grattatina d'aglio dentro, perché in questa quantità una grattatina d'aglio manco se ce ne accorgiamo. Quindi facciamo queste polpettine e li facciamo rosolare in padella. Anche perché come sugo utilizziamo quella zucca che ho preparato a parte. Un attimo mi lavo le mani perché controlliamo quest'acqua e già possiamo a rigore mettere l'acqua della pasta e mettere già la pasta. Allora, per questo, diciamo, io ho scelto delle mezze maniche, possibilmente rigate, io le avevo lisce, pazienza. E allora, intanto abbiamo messo la pasta perché l'acqua bolliva e finiamo di fare le nostre polpettine. Tanto vanno rosolate in padella, giusto 5 minuti, niente di che. Ok, abbiamo messo ovviamente il sale nell'acqua e controlliamo la nostra pasta. Ripeto, i formati della pasta
come più vi piacciono. Io ho messo delle mezze maniche, voi potete mettere delle penne, dei rigatoni, dei paccheri, perché no? Cerchiamo di velocizzare, abbasso un po' la fiamma perché così cerchiamo di far andare tutto insieme, insomma, ecco. La grandezza delle polpette la scegliete voi, se vi piacciono piccoline, se vi piacciono più grosse. Diciamo questa è una media pezzatura, va? In queste polpettine ci facciamo una spruzzata di vino bianco. Ecco qua. Che profumo questo vino. Vino, vino, eccolo qua. Vino, vino e ti raccampa. Vorrei coprir la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quando mi piaci. Ma quando mi piaci, mo a chi lo diciamo? Alle polpette o a chi vogliamo noi? Ecco qua. Allora, diciamo che poi noi ci regoliamo in base alle persone che siamo. Noi qua siamo oggi 5 persone, quindi le polpettine più o meno, non voglio esagerare, possiamo andarci almeno 5 ciascuno, da tanto sono piccoline, quindi ci possiamo permettere il lusso di mangiarle 5, va? Non c'è niente più, abbiamo solo questo primo, perché li ho messi un po' a stecchetta questi ragazzi, solo il primo, basta, o il secondo, se dovesse esserci del secondo, con un contorno, quindi ci manteniamo leggeri in previsione della Pasqua. Mo siamo pure in Quaresima, quindi facciamo un pochettino i virtuosi. Di mangiare dobbiamo mangiare, però cerchiamo di mantenerci un po' leggeri. Ecco qua. Diciamo che questo qua è un piatto abbastanza ricco nel senso che ci sono le polpette, quindi nelle polpette comunque abbiamo la carne, abbiamo l'uovo, il formaggio, il pane, quindi già di per sé la polpetta ha una sua consistenza. Allora, io che cosa ho pensato? Non so adesso il connubio com'è, lo dobbiamo assaggiare, non lo so nemmeno io. Per alleggerirlo, diciamo, questo sugo, che cosa ho fatto? Invece di farci un sugo normale con la passata di pomodoro, ho voluto far legare questa pasta con le polpette con questo, diciamo, questa vellutata, chiamiamola così, di zucca, per vedere un pochettino che ne esce fuori. Probabilmente l'ho fatto per sentirci meno colpevoli, perché dico c'è già la carne, quindi evitiamo di fare un sugo più forte, magari più consistente. La zucca è leggera, è una scusa, ragazzi, perché comunque in ogni caso qui abbiamo messo anche un po' di olio, abbiamo messo in questa quantità una mezza patata per cercare di far venire la vellutata bella cremosa. Ecco qua, queste polpettine le dobbiamo far rosolare un altro poco e sono quasi pronte. La pasta pure. Però nel frattempo che cuociamo le polpette e la pasta, che cosa facciamo? Ci dobbiamo frullare questa nostra vellutata. Quindi cosa facciamo? Mettiamo diciamo nel contenitore a immersione questa zucca, che buon profumo, poi la cipolla con la zucca lega in un modo proprio. Lo lasciamo un po' acquoso, anche perché ci serve per far amalgamare bene
e far renderci questa vellutata. Un po' di sugo lo lasciamo perché non vorrei rischiare di farlo venire troppo liquido. E allora ci facciamo un po' di spazio e frulliamo la nostra vellutata. Ecco qua, come profumano queste polpette. Vedete? La consistenza della vellutata è abbastanza densa, non deve essere né troppo liquida perché ovviamente essendo liquida poi magari rischieremmo di fare una brodaglia in questo piatto, invece deve avere la consistenza giusta. Se dovesse essere più densa e vi rendete conto che è troppo densa, aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta. Ecco qua, ci siamo quasi, la pasta è quasi cotta. Le polpettine stanno andando. Intanto io mi preparo il piatto da portata. Perché oggi i ragazzi, mica lo sanno loro che io l'ho inventata oggi questa ricetta, quindi mo vediamo i loro giudizi. Non gli dico niente, perché sennò rischio che magari non mangiano e mi restano digiuni, poverini. E allora io dico no, questa è una ricetta buonissima, questa... Wow. Allora, vediamo un pochettino perché la lasciamo la pasta un minuto indietro di cottura perché poi la amalgamiamo qua dentro nella padella insieme alla, chiamiamola vellutata di zucca e insieme alle polpettine. Ancora è duretta, è troppo indietro ancora. Questi intanto li abbassiamo la fiamma perché è abbastanza rosolata la polpettina e iniziamo a metterci un po' di questo vellutata, giusto per far amalgamare il sugo delle polpettine con questa crema. Questa crema, facciamo i virtuosi, questa crema di zucca. Abbassiamo la fiamma, sì, e aspettiamo, ecco qua, giusto 2 minuti questa pasta. È un piatto della domenica, se vogliamo, perché ci sono queste polpette, perché abbiamo il tempo di farla, però se, cioè voglio dire, alla fine è stato poco il tempo, perché intanto che si fanno le polpette si può far cuocere questa zucca con la cipolla, fate rosolare la cipolla, ripeto, un po' di cipolla, un po' di olio, dei pezzettini di zucca e mezza patata. Facciamo rosolare questa cipolla, ci buttiamo dentro la zucca, le patate e lo facciamo cuocere e un pomodorino, giusto per dargli una nota acidula al piatto. Facciamo cuocere e lo lasciamo stare. Nel frattempo che si cuoce, quindi i tempi di cottura sono brevissimi, magari la patata la facciamo un po' a pezzettini più piccoli, in modo che si cuoce prima. Quindi riduciamo i tempi di cottura in questo modo. Nel frattempo che si prepara questo, chiamiamolo sughetto,
mettiamo l'acqua della pasta e ci prepariamo le nostre polpette. Mano a mano che li facciamo, avete visto, li buttiamo nella padella con un po' d'olio e li facciamo rosolare. Spruzzata di vino bianco, giusto per raccogliere un pochettino diciamo, il sapore della carne. E a questo punto aspettiamo semplicemente la cottura della pasta. Una pasta corta, a vostro piacimento. Acqua salata, la teniamo un minuto in meno di cottura perché poi la andiamo ad amalgamare nelle polpette con la nostra crema di zucca. Ok? Dobbiamo essere? Sì, ci siamo già. Quindi cosa facciamo? Ai ai ai. Allora, prendiamo, accendiamo questa adesso, così lo facciamo rosolare qua sopra e mettiamo la pasta nella padella. Che meraviglia, ragazzi. Non tenete conto delle quantità perché qua devono mangiare 5 persone, quindi non vi scandalizzate, non me la mangio tutta io, ve l'assicuro. Ecco qua. Anche se, ragazzi, non vi nascondo che mettiamo la nostra crema di zucca. Ah sì, tanto non è molta. Ecco qua. Mamma mia, qui c'è un profumo che è qualcosa di meraviglioso. Speriamo che piace ai ragazzi. I colori sono belli. E poi speriamo che questo connubio, ripeto, questo connubio, diciamo che è buono, non lo so. È una meraviglia. Ovviamente possiamo farci sopra una spruzzata di parmigiano, se lo gradite, e una spruzzata di prezzemolo, in modo che diamo un po' di colore verde a questa preparazione. Però vi assicuro, ragazzi, che è qualcosa, un profumo meraviglioso. E allora lo impiattiamo, vediamo un po'. Vediamo se si è cotto la pasta, giusto perché era un po' indietro, l'ho lasciata un po' indietro, al punto giusto. Se vi rendete conto che diciamo deve stare o l'avete tolto un po' prima, basta semplicemente aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta e la fate andare tranquillamente così. E allora, intanto la impiatto e vediamo poi che dicono i ragazzi. Allora, la impiattiamo. Che meraviglia, ragazzi. Allora, una spruzzatina di pepe nero che con la zucca ci lega, che è una meraviglia. Guardate un po' che capriccioso qua. Allora, una spruzzatina di pepe nero, ecco qua. E ragazzi, che dire, buon appetito, ma dal profumo sembra meraviglioso, l'aspetto è piacevole, è gradevole, è solare, vediamo un pochettino, io assaggio questo con una polpettina, se permettete, anche se brucia, proprio per sapere, per vedere un po' il connubio com'è. Che dire, meraviglioso. Buon appetito e alla prossima, ciao!